Euroregione News. Sanità nel nord-est. Grandi cambiamenti stanno rivoluzionando i centri di cura sia in Veneto sia in Friuli Venezia Giulia. In Veneto ampliamento dei servizi, dei posti letto e incremento dell'orario di apertura degli ambulatori. Diminuiranno le ULSS da 21 a 9. In Friuli Venezia Giulia scorporamenti e inserimenti in ambiti diversi con stravolgimento delle strutture. L'assessore regionale alla salute Maria Sandra Tedesca ha più volte elogiato i servizi dell'ASP Moro di Codroipo, la Pannocchia e il Mosaico, riconoscendo che con i volontari svolgono un lavoro prezioso. Riuscirete grazie a Italia a dare qualche contributo in più per chi fornisce servizi insostituibili? Certamente, perché noi in realtà la revisione del sistema sanità non è una revisione di tagli, è proprio perché bisogna mettere le risorse dei cittadini dove effettivamente servono, su questi servizi servono. Noi cerchiamo solo di cambiare un po' il sistema perché abbiamo anche delle cose che non vengono utilizzate o non servono, magari tanti ospedali, quando ce ne servono ospedali di alta specializzazione, pochi, ospedali di rete, ognuno deve fare la sua parte e questo consente anche di avere le risorse per dare risposte ai disabili, ai cronici, che sono le cose che di più la gente ci sta chiedendo. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.